Amici di sportriver.biz, appassionati di galoppo ma soprattutto di galoppo sardo, ben ritrovati alla seconda puntata di Gallop Racer, la rubrica che analizza le corse del galoppo sardo, mette a confronto con delle videate i vincitori che più si sono distinti nell'arco della stagione, e in più ovviamente con uno sguardo sempre oltre i confini isolani per vedere le corse degli anglo-arabo o per celebrare qualche successo di qualche team sardo, sia per quanto riguarda scuderie o allevamento. Questa seconda puntata va in onda un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia che ci eravamo prefissati. Ci sono stati alcuni problemi tecnici, più anche gli avvenimenti insomma che ci hanno coinvolto sentimentalmente, con la scomparsa di Stefano Kirchi, ci hanno insomma un po' arrestato il processo, anche perché dovevamo andare in onda proprio nei giorni che precedevano il funerale del povero Stefano, quindi non ci è sembrato il caso, per rispetto ovviamente alla famiglia Kirchi Calvia abbiamo optato per non andare in onda. Torniamo in onda ora nel mese di maggio per valutare le corse del primo maggio, quelle che si sono disputate durante la quinta giornata della riunione primaverile. Abbiamo 4 contributi di quella giornata più un contributo per quanto riguarda le prove continentali riservate agli anglo-arabo. Direi subito di partire con il primo video, un'inedita videata a 3. Stiamo vedendo la categoria puro sangue arabo, quindi Fiore di Lotto, vincitore al debutto nella prova per maschi e castroni, Fiona d'Aighenta che ha vinto la settimana dopo la prova riservata alle femmine, e poi Foil che ha vinto appunto il primo maggio nella Maiden, che era stata rinviata nel programma il 20 aprile, come ricorderete era stata annullata il 20 aprile in seguito alla caduta di Gavino Sanna da Frontes, perché insomma dovevano soccorrere il Fantino di Burgos e quindi fu annullata la prova. È stata recuperata il primo maggio con il successo di Foil, questo arabo della scuderia Claudia. Ora penso che sia in Sardegna presso le attenzioni del team di Andrea Cossu, il padre Piero che gestisce la scuderia. Foil ha vinto abbastanza bene, meglio di ciò che ha mostrato, nel senso che sembra un cavallo verde. Qua stiamo vedendo seguire l'andatura di Ferramosca di Gavoi e Fiamma Bai Spagna e Faula di Gallura. Lui ha addirittura anche staccato dal gruppetto di testa, recupererà tantissimo nel rush finale. Sotto Fiore di Lotto alla vostra sinistra, alla vostra destra Fiona d'Aighenta. Loro due li avevamo già visti nel corso della prima puntata di Gallop Racer e avevamo anche analizzato le loro genealogie, insomma anche la loro prova, dove Fiona d'Aighenta sul palo aveva conservato qualcosa virtualmente su Fiore di Lotto e anche sullo stesso Foil, anche se c'è da ricordare che nel frattempo gli steccati, soprattutto nella piegata finale, dall'inizio della piegata finale sono stati alzati, quindi un po' più lungo il perimetro del tracciato del Don Diodato Meloni. Fermiamo ora le immagini con Fiona d'Aighenta che virtualmente precede Fiore di Lotto e Foil che arriveranno ora. Foil che vince su Fiamma Bai Spagna, al terzo posto Faula di Gallura, al quarto Fiona Medi de Bonorva e al quinto Fontanaona. Tutti finiti in un fazzoletto. Tutti e tre domani si rincontrano a Chirivani per la condizionata. Foil l'abbiamo già celebrato insieme alla sua allevatrice Nazarena Tilocca, questo figlio di Muazzaz Tea Bayetna dalla linea di Amur, insomma, per sintetizzare la genealogia. E quindi è una selezione che si sta ripetendo in questi anni, anche perché a Roma lo stesso giorno ha vinto Fulminzef, quindi una giornata magica per la signora Tilocca, che in connection con Narduzzi e la scuderia Claudia ha trovato 2 vittorie a distanza di poche ore tra Roma e Chirivani. Questo è per quanto riguarda la vittoria di Foil. Ora mandiamo in onda anche il secondo contributo, che riguarda il successo di Monterasu, come stiamo vedendo. Facciamo partire le immagini ora, eccole qua. Monterasu che vince la prova sul primo handicap della carriera, ha dovuto correre 3 volte di fila per qualificarsi a questo handicap, e la scelta del trainer Leonardo Chess è stata azzeccata perché ha trovato subito la vittoria a Monterasu.
che ha debuttato quest'anno, è un portacolori della scuderia di Gaetano Ledda, che rappresenta insomma il sindacato Quattro Amici di Bono, più conosciuti nel mondo dei pali, essendo i padroni di Costerino, il cavallo che, come ricordiamo, è imbattuto nelle corse appena in Sardegna. Questo figlio di Elzam, che ben ha fatto in questa prova, vincendo e battendo Denaga dell'Algher, la quale rendeva tanti chili a tutti, ed è giunta nuovamente seconda dopo il secondo posto al rientro dietro Candy House. Mentre dall'altra parte l'abbiamo messa a confronto, diciamo in maniera un po' ingenerosa, ma ovviamente un confronto che fa poco testo, era anche per celebrare Alexander, che quest'anno ha già vinto 2 corse, non avevamo avuto modo di farlo non andando in onda con Gallop Racer, lo facciamo ora perché insomma ha trovato 2 vittorie di fila Alexander, questo 7 anni da Teofilo, ovviamente stiamo parlando dei 3 anni contro gli anziani, e quindi insomma c'è la differenza, come giusto che sia. Alexander è anche un cavallo interessante, prima di arrivare in Sardegna è piazzato di handicap principale, quindi stiamo parlando davvero di 2 o 3 categorie di differenza con Monterasio, che però si è ben comportato ugualmente alla sua quarta uscita in carriera, battendo appunto una cavalla importante come Denaga dell'Algher, mentre Alexander con in sella Gianluca Fresu batte il sempre guerriero Soniende, che ha lottato fin sul palo. Ora qua abbiamo fermato le immagini per far vedere gli oltre 2 secondi che separano virtualmente Alexander e Monterasio, che arriva ora. Alexander ha vinto per il training di Giuseppe Piccino e i colori della Molni Galoppo. Come detto, Monterasio ha vinto per il team di Gaetano Ledda e Soci. Quindi bene così per Monterasio, anche questo vediamo in futuro cosa combinerà. Sicuramente la vittoria è stata molto promettente in prospettiva. Restiamo in tema di Giuseppe Piccino per celebrare, quindi passiamo agli anglo-arabo per celebrare il successo di Philippe Amour. Possiamo far partire le immagini. Philippe Amour che ha vinto la Maiden sui 1800 metri, riservata agli anglo-arabo di 3 anni, mentre dall'altra parte stiamo vedendo la condizionata del 20 aprile, che tra l'altro era il premio sportriver.biz, vinta da Fantastic Day, che ha preceduto proprio Philippe Amour. Quindi una sorta di test di personalità, mettiamo a confronto la vittoria di Philippe Amour con il suo secondo posto. Fantastic Day ha vinto per la seconda volta consecutiva in altrettante uscite, si tratta di una figlia di Physique Beata Degenta, della linea sviluppata negli anni 80 e 90 dall'allevamento Sionis. Ricorderete Zinzura Menir, Poppea Menir, la fattrice Isola Fa, madre di Giada del Menir, che aveva vinto anche il Palio di Siena, oltre ad aver vinto un gran premio a Grosseto. Quindi una linea molto importante che ritorna in questo 2024 con Fantastic Day, che però è allevata dal signor Giuseppe Emilia di Bortigali, che neanche il proprietario. Insomma, una bella soddisfazione per questa cavalla che appunto ha fatto 2 su 2. Dall'altra parte concentriamoci su Philippe Amour, che ha trovato la vittoria al suo terzo tentativo. Qua si porta a tiro dei 2 di testa Fucecchio e Fiorenzo, e poi in retta vedremo come cambierà marcia sotto la spinta del giovane Giovanni Angius, che ha iniziato bene la sua avventura in Sardegna dopo aver conseguito la patente di allievo fantino in Francia. È già a 3 vittorie in stagione il jockey di Bonorva. Qua vediamo che lancia letteralmente una volta che mette dritta Philippe Amour, con un cambio di passo notevole verrà a vincere abbastanza nettamente, con quasi 4 lunghezze di vantaggio sul rimontante Fellardo, che è quello in giubba bianca e cap rosso. Ecco qua che si stacca Philippe Amour dal gruppo degli inseguitori, mentre dall'altra parte Fantastic Day, vediamo con la freccia abbiamo indicato Philippe Amour, che paradossalmente ha fatto meglio nel secondo posto che nella vittoria conseguita la scorsa volta. Quindi bene Philippe Amour, secondo Fellardo, terzo Fiorenzo, quarto Fucecchio. Quindi insomma alla fine è un gioco delle immagini quella di mettere a confronto Philippe Amour con il secondo posto. La vittoria ovviamente è più importante, la vittoria, però diciamo che lo standard è stato ripetuto, e quindi bene così
per Filippo Amu, che ha vinto per il training, come detto, di Giuseppe Piccino, i colori di Giovanni Pala, uno dei volti nuovi dell'ippica sarda, entrato quest'anno nel mondo dei cavalli con 3 anglo-arab. La prima che ha debuttato è questa Filippo Amu, che è stata selezionata dall'allevamento di Marino Ignazio Mura di Bonorva. La linea materna è la stessa di Kika, che vinse nel 2021 il Derby sardo, quindi anche qui un pedigree che si ripete, anche perché comunque si tratta della linea di Neroccia, portata avanti a fine anni 90 da Antonio Fisiopinna con Scout, Watts, ricorderete, e poi passata sotto la gestione dei fratelli Mura, è proseguita con Baruffa nel 2020, che aveva trovato 2 vittorie, e poi con Kika nel 2021 il Derby sardo. Quindi questo è per quanto riguarda il successo di Filippo Amu, ovviamente per la soddisfazione del suo proprietario Giovanni Pala, e quindi bene così. Passiamo all'altro contributo, forse quello più atteso, quello tra Brigadore e Fabiana Junior. Sono partite le immagini, le abbiamo messe a confronto proprio per capire e valutare la prestazione di Fabiana Junior e anche quella di Brigadore. Stiamo parlando di 2 cavalli sellati dallo stesso allenatore, Salvatore Muroni Junior, e interpretati dallo stesso fantino, Ivan Herreras. Hanno corso tutti e 2 il 1 maggio sulla stessa distanza, quindi questo sicuramente è un'analisi oggettiva dei fatti accaduti, proprio perché si tratta di 2 corse che si sono svolte nella stessa giornata, sulla stessa distanza, stessi steccati, stessa tipologia di terreno. Alla vostra sinistra Brigadore, che non avendo punti di riferimento come al debutto, che aveva seguito l'andatura di Flesci, qua si è dovuto costruire la corsa da solo, e nonostante questo è riuscito comunque a fornire una prestazione degna di nota, nonostante qualche defiance, soprattutto nella piegata, al completamento della piegata finale, però è riuscito a riorganizzarsi con un'azione davvero impressionante a battere Fastidio da Claudia e Federico Mio. Dall'altra parte Fred Soleil, l'ospite senese, con linea materna e paterna francese, non ha snaturato il suo modo di correre, con una scelta coraggiosa ha provato a fare andatura di testa, pagando forse gli sforzi iniziali al paletto dei 200, anche se di fronte secondo me aveva uno dei migliori prospetti di questa generazione del fondo arabo, ovvero Fabiana Junior, che al paletto dei 200 cambia letteralmente azione. Vediamo, qua sembra in difficoltà, poi si mette in moto sotto la spinta di Ivan Herreras, saluta Frissolil, lo appariglia e poi stacca nettamente. Guardate come stacca nel finale, così come Brigadore, che di forza ne viene a capo. Fermiamo le immagini sul palio, i 2 sono vicinissimi, praticamente Fabiana Junior è tra Brigadore e Fastidio della Claudia, come vedremo ora che faremo andare avanti. Eccola qua, Fabiana Junior è in mezzo ai 2, quindi ottima prestazione in 1.48.1 per Fabiana Junior, e ottima anche la prestazione di Brigadore, che senza quella defiance sicuramente poteva fare anche un tempo migliore, però l'importante è aver vinto. Ecco, stiamo rivedendo proprio, guardate, di carattere destra a sinistra, in una sorta di tagliafuori per Brigadore, che comunque è riuscito a vincere lo stesso, a portare a casa il successo. Brigadore, per il training, come detto, di Salvatore Muroni Junior e i colori della signora Lucia Pes. L'allevamento è quello di Gianni Scanu, per questo figlio di Bosciale da Claudia, che come abbiamo visto prima ha vinto con Filippo Amu. Anche Fellardo era un figlio suo, quindi bene per Bosciale da Claudia, che si sta rivelando sicuramente uno dei stalloni più prolifici in questo inizio di stagione per quanto riguarda la categoria anglo-arabo. Dall'altra parte Fabiana Junior, ai colori dell'allevamento di Costantino Calaresu, una figlia di Vintinoe, come detto, di Fabiana Baglia, sorella di Pantuosco, cavallo imbattuto nella sua categoria in 6 uscite in Sardegna. L'imbattibilità l'aveva persa nel derby italiano a Napoli contro il fondo inglese, però stiamo parlando di un cavallo che poi si è ripetuto in razza, sfornando tanti vincitori, quindi una linea di Fabiana Baglia che si sta ripetendo, anche che si è ritrovata negli ultimi 2 anni. L'anno scorso con Esterina, in mezzo ci sono le vittorie al Palio di Siena, che restano comunque di prestigio, di Zio Frac, e ora anche Fabiana Junior, che sembra però essere un prospetto molto interessante, sembra avere quella classe, quella testa che la può portare sicuramente a successi importanti. Restiamo nel campo delle ipotesi, staremo a vedere in futuro
cosa farà Fabiana Junior, ma sicuramente ben incamminata ad una carriera importante. Quindi complimenti, come già fatti e ripetuti, al signor Costantino Calaresi. Questo è stato il tutto per quanto riguarda l'analisi delle corse del Galoppo Sardo. Ora andiamo a vedere a Roma, sono partite intanto le immagini e celebriamo il successo di Beniamino, che è questo figlio di Desert Prince e Murra di Gallura. L'abbiamo messo a confronto con Incantatrice. Ho fatto fatica a trovare una corsa a confronto, volevo insomma un cavallo importante. Incantatrice lo scorso anno è stata una delle femmine anziane più importanti e più vincenti del galoppo italiano. Ho faticato anche a trovare la stessa tipologia di terreno. Ora non so se le gabbie erano messe nello stesso punto. Io vado in fiducia con il team delle Capannelle, perché il tempo di 1:38,7 di Beniamino a me è balzato molto all'occhio, perché comunque resta un tempo importante per essere un anglo-arabo. I purosanguisti potranno dare conferma di questo, magari commentate anche nel video qua sotto. Per me Beniamino ha fatto davvero un'ottima prova, nonostante lui si sia sempre espresso su distanze maggiori, quindi sul doppio chilometro allungato, e invece ha fatto bene anche sui 1600 metri, ovviamente in una pista selettiva come quella delle Capannelle, con addirittura lunghissima. Ha avuto modo, guardate qua, gioca in mano Michael Arras, tutti gli altri sono impegnati dai propri interpreti, mentre lui inizia a muovere dopo il paletto dei 400, cambia marcia, in pochi tempi di galoppo risolve la partita. Nell'altra corsa c'è Incantatrice che parte da lontano, che va a battere White Lips e Safilonzana. Era una corsa del 4 settembre dell'anno scorso. Vediamo sul palo Beniamino, che virtualmente è addirittura un po' più avanti rispetto a Incantatrice. Non lasciatevi ingannare da questo spazio che separa i due, perché Incantatrice in un lampo è lì. Stiamo parlando ovviamente di una puro sangue davvero di livello per quanto riguarda il TARF nazionale. Quindi bene così per Beniamino, bene così per la Zeni Team, che con Murra di Gallura ha piazzato 3 prodotti nei primi 3 posti in questo Gran Premio nazionale dell'anglo-arabo, che vedeva il ritorno dei mezzosangue alle Capannelle. Primo Beniamino, seconda ZP e terzo Cuore Impavido. Quindi sono tutti e 3 figli di stalloni diversi, questo è bene precisare. Come detto, Beniamino da Desert Prince, ZP da Academist e Cuore Impavido da Mujahid, che di corto muso, in pallina, Chimera da Cludia, che comunque ha corso bene anche lei su questa distanza. Beniamino aveva già vinto in una pista simile, ovvero quella di Napoli, il derby italiano nel 2020, sempre con addirittura così lunga, battendo Brivido Baglio. Quindi stiamo parlando di un cavallo che vince 12 Gran Premi in carriera, 16 corse in totale vinte, è un cavallo eccezionale. E quindi niente, solo complimenti per tutta la genealogia e la linea di sangue che sta portando avanti Giovanni Azzeni con tutto il suo team. Non c'è nulla da dire, se no appunto complimentarsi e togliersi il cappello davanti a queste vittorie. Questo è il tutto. Prima però è giusto celebrare, ricordare la vittoria di Brigante Sabino del 25 aprile. Sono passati 15 giorni, però insomma stiamo parlando oltre 15 giorni, stiamo parlando di un cavallo che ha vinto la corsa del Darno. Ci sono voluti 197 anni per vedere una scuderia sarda vincere quella corsa, quindi tanti complimenti alla scuderia di Giuseppe Ortu, a tutti i suoi soci molto appassionati, che fanno parte anche della SD Ottana Galoppo, alcuni di questi. Quindi insomma avevano già vinto la Listed con Safilonzana e ora vincono la corsa dell'anno con Brigante Sabino. Una bella soddisfazione per tutto insomma il panorama del galoppo sardo. Brigante Sabino aveva in sella Dario Di Tocco, come stiamo vedendo, per il training di Endo Botti. Torniamo alle Capannelle, perché è giusto anche celebrare il successo di Eleno di Tregenta, il puro sangue arabo di 4 anni, che trova la 9ª vittoria in carriera su 12 uscite. Un bel ruolino di marcia, direi, questo figlio di Divamer e Vistosa di Barbaggia, che si è imposto sul fratello Diamante di Tregenta. Quindi una vittoria importante che riscatta la precedente sconfitta proprio
meglio subita da Diamante di Trecenta sulla pista dritta delle Capannelle, però stiamo parlando di un cavallo di assoluto valore, Leno di Trecenta, per la scuderia e l'allevamento dei fratelli Mereu, che si ritrovano oggi davvero due cavalli importanti per quanto riguarda la stagione che aspetta il Puro Sangue Arabo, con tante corse importanti. Sicuramente si è preparato bene Leno di Trecenta, sempre per il training di Massimiliano Narduzzi, che sta facendo davvero bene. Oltre a fare bene con gli anglo-arabi, si sta rivelando anche un ottimo allenatore con il Puro Sangue Arabo in questi anni, intendo. Aveva iniziato un po' la sua escalation con Amur e poi sta proseguendo con questa selezione dei fratelli Mereu. Quindi bravi tutti. Leno di Trecenta, come vedete, un figlio di Divamer, uno stallone che ha dato un'impronta importante nell'allevamento del Puro Sangue Arabo in Sardegna, con tanti vincitori importanti, Dubai Nulese, Divino, Delirio, insomma sono tutti cavalli che hanno fatto bene, e Leno di Trecenta può essere in futuro anche essere preso in considerazione come un probabile stallone, anche perché la linea femminile è importante. È giusto ricordarle quella del signor Domenico Sorio, che è scomparso qualche anno fa, vistosa di Barbagia, vincitrice di derby italiano del Puro Sangue Arabo, così come la mamma Ombretta De Gavoy, che aveva vinto l'internazionale e il derby italiano, quindi insomma un pedigree molto importante. Detto questo, chiudiamo questa puntata di Galoppo Racer. Vi do appuntamento a domani mattina sulla pagina ufficiale dell'ippodromo di Chilivani con l'anteprima della sesta giornata della riunione primaverile, e con inizio alle ore 15:55, e poi vi do appuntamento, come avete visto, con la rubrica Corse e Vincitori, in onda ogni mercoledì alle ore 21 sul canale 77 del digitale terrestre, il canale Aristanis Super TV. Siamo andati in onda con mercoledì scorso, 2 giorni fa, con le interviste. Devo dire che è un programma molto interessante, ovviamente di qualità rispetto a quello che proponevo io sui social, quindi vi consiglio di guardarlo, perché insomma finalmente si torna sul grande schermo col galoppo sardo, ma soprattutto con chi ne fa parte e chi garantisce lo spettacolo delle corse al galoppo. Ovviamente tutti, però chi poi ottiene gli esiti sportivi, quindi vincitori, fantini, allenatori, proprietari, allevatori. Quindi bene così, io vi ringrazio, mettete like al video se vi è piaciuto, continuate a seguire il blog sponriver.biz, sia per lo scritto e sia per la documentazione video di tutto ciò che accade del galoppo sardo. Alla prossima!